Per le opinioni raccolte dal TG2 al tempo del coronavirus, questa sera ascoltiamo le riflessioni dell'attore Enrico Montesano. Dice, ma tutti questi giorni di quarantena, dei domiciliari, che hai fatto? Ecco fatto, dovevo mettere a posto la cantina, ma non l'ho fatto. Dovevo sistemare l'archivio, copioni i documenti, ma non l'ho fatto. C'avevo in mente di scrivere una commedia, un'idea, ma non l'ho fatta, la sto ancora a pensare. Dice, ma allora che hai fatto? Ecco fatto. Mi sono messo a sentire la musica barocca, Galuppi, Scarlatti, dice, ma che fai l'intellettuale? No, è per educare l'orecchio. E poi pure quei due pianisti, Glenn Gould e Benedetti Michelangeli, che suonano Bach. Ma sei educato pure quest'altro di orecchio, devi vedere che meraviglia. E poi c'avevo delle commedie da leggere sotto alla scrivania da 20 anni. E beh, ne ho lette 7, ho letto 7 commedie, è anche un buon auspicio, così quando riaprono i teatri. C'è poi che ha fatto? E poi sul canale Montesano ho postato, come si dice oggi, dei personaggi miei che parlano delle cose di oggi. E quindi poi invece ho saputo che certi per passare il tempo fanno i puzzle. Però io non l'ho fatti perché mi è venuto un dubbio. Ma che mi si dice, puzzle o puzzle? Un saluto a tutti gli ascoltatori del TG2. Ciao, ci vedremo! E prosegue su tutte le reti del servizio pubblico la raccolta fondi a favore della protezione civile. Quelle che vedete sono le coordinate bancarie del conto attraverso il quale potete dare il vostro contributo.